per gli argini, allagati chilometri di campagna fra San Stino e Annone, allagamenti anche a Meolo e Fossalta, protezione civile al lavoro senza tregua. E torneremo a breve a parlare ancora dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Qualcuno ha dato la colpa all'Italia del maltempo di questi giorni, per così dire. È tornato infatti l'incubo alluvione in Veneto orientale, mentre l'Oncon rompe gli argini allagando i chilometri di campagna e i contadini dicono è colpa dell'Italia. Sentiamo perché. Altro che festa nazionale. Da stamattina alle 5 siamo qui che portiamo sacchi. Così trascorre il 17 marzo sulle rive dell'Oncon tra San Stino e Annone Veneto. Il canale è tracimato in 3 punti per le forti piogge di questi giorni, allagando chilometri di campagna. È l'emergenza più grave che ha interessato la provincia di Venezia, ma non certo l'unica. Sono state evacuate 5 famiglie e abbiamo messo a disposizione il nostro centro civico qua di Loncon e eventualmente anche una casa che abbiamo all'interno del comune per passare la notte nell'eventualità che l'emergenza non rientri. I sacchi riempiti di sabbia uno a uno e caricati su un trattore, unico mezzo in grado di raggiungere le falle lungo strade ridotte a un pantano. Poi una lunga catena umana per mettere giù un sacco dopo l'altro per ore e ore, con lo sguardo fisso sul livello delle acque che continua a salire, chi mormora una preghiera e chi si lascia scappare una bestemmia. Se rompe l'argine sono cazzi amari. Sarà colpa dell'insolito volume di piogge o delle nutrie che scavano i loro tunnel indebolendo gli argini? Quel che è certo è che una soluzione va trovata in fretta. Ormai sospirano sconsolati i contadini ogni volta che piove per più di 24 ore. Ci aspettiamo di vedere le nostre case andare sott'acqua. E sicuramente qualche ragionamento va fatto per la messa in sicurezza della rete idrica, perché abbiamo visto che a novembre, a dicembre e adesso, per citare negli ultimi 4 mesi, insomma, abbiamo sempre vissuto situazioni difficili. A pagare il prezzo più alto ancora una volta saranno gli agricoltori. Stavamo per cominciare la semina, dicono, ora invece dovremo aspettare almeno un mese perché si asciughi il terreno. Vorrei che i politici, in preca qualcuno a denti stretti, fossero qui ad aiutarci anziché in piazza a cantare l'inno. Tagliare il collo. Tagliargli il collo, sarebbe poco. Perché vengono a vedere e non fanno niente. Qualcuno se la prende addirittura con l'Italia, è il tricolore che ci porta sfortuna, si scherza amaramente. Quando arrivò la grande alluvione del 66, era il 4 novembre, la festa delle forze armate, anche allora c'erano la fanfara e l'alzabandiera e noi qui sotto 10 metri d'acqua. Altro che quello che ha intervistato stamattina per televisione, ha detto che l'Italia è bagnata, Italia fortunata per i prossimi 150 anni, ma sarà tutto l'incontrario, penso.